Il Veneto è entrato nella fase 5 dei ricoveri, ovvero tra 2.500 e 6.000 in totale. Non tutte le province singolarmente sono nella stessa condizione, ma il quadro rimane preoccupante. Nei prossimi giorni la Regione stabilirà altre fasi intermedie per gestire meglio la situazione. Il Presidente Zaia confida che a breve ci sia un confronto col Governo sul nuovo DPCM previsto per il 4 dicembre. Noi non abbiamo limiti, basta che ci convochino. Poi guardate, con le nuove tecnologie è un attimo fare una riunione, ma veramente un attimo. Tra i temi da discutere anche la questione delle piste da sci e della stagione in montagna, ma con una sottolineatura. Che nessuno dica che in Veneto guardiamo solo i bilanci. Prima di tutto viene la salute, perché un'economia piena di ammalati non è in salute. Nella nuova ordinanza, in vigore da mezzanotte, cambia solo il conteggio dei clienti ammessi nelle strutture medie e grandi, ovvero uno ogni 20 metri quadri. L'obiettivo è comunque restare in zona gialla. Per cui io penso che questo lavoro con un po' di sacrificio, grande sacrificio, ma io non ho altre soluzioni, ci permette quantomeno di avere una mobilità, di avere libertà di movimento e di poter ancora mantenere in piedi le attività economiche per quanto possibile. La scuola, secondo Zaia, dovrebbe riaprire quando le condizioni saranno migliori, mentre desta particolare apprensione la situazione delle case di riposo e di alcune aree come la Valle dell'Agno.